Dai, vieni di qua. Ti compri una macchina grande e non la sai guidare? Perché ci dobbiamo far fermare? Sulle strisce la prossima volta forse ha più facilità ad attraversare. La polizia? La smetti? Benzina fatta, come al solito 09 bevi sempre un casino. Salvatore, dove sei? Lo sento, lo sento. Andiamo. What the fuck? Patapim e patapam e patapim e patapam. Guardalo! Fammi vedere, dai, fammi questa pinna, eccolo! Un Salvatore arrabbiato. Nice. Fermati, fermati. Beh, stai imparando, dai, stai imparando. Stai imparando, siamo umili, come Ma che alza di terza? Io c'è questa moto. Che cazzo è quello? Da dove ha parlato? Io c'è passato questa moto. Perché? Mi fai troppi casini. Troppi casini. Ora impenni, fai tutte queste cose qua. Chi sta invernando? Io non ho invernato in questo momento. Stai girando? Niente di che, sto girando un video per Rick per la Insta 360. Tutto bene, tutto bene. E lui non è lui. Avete di una moto con sta cosa, non me ne essere valente. Vabbè dai, ma poi sai quando me ne sono accorto che era lui quando ha già sgasato di due? No, lui pure ha scasato, lui. Vabbè, lui è il tuo famoso adepto, aspetta, non mi ricordo il nome. Salvatore, sì. Grande. Ciao ragazzi. Buona serata. Ma lo sai che questo non volendo mi ha dato il titolo del video? Vi devo sequestrare le moto. Era municipale. Ah? Era municipale. La municipale mi segue. E mi seguono su YouTube, mi segue. Era un poliziotto municipale. Ah, io faccio video in moto dove racconto, diciamo, viaggi, esperienze. Ma come me la smetti? Ancora! Tu non sai che è successo. C'è appena fermato un poliziotto della municipale che mi segue. E prima vi devo sequestrare perché abbiamo passato tutti impennando. Fate fra parenti, tutto bene? Come stai? Ma Ma vaffanculo! non ci credevo. No, c'aveva il giacchettino della polizia municipale addosso. Poi ma tu ci biancata. No, vabbè, io avevo capito che era. Oh, ma sta cosa non ti metti. Sì, se ti piace. Oh, devo registrare, Sì. Vantati, eh. E altri qui. È anche il D-Bill. Oh, ma che ho ornato a fare? Qua ci abito, la gente mi conosce, dice ma che razza di amici c'hai? Scusa, non potete urlare più piano. Andiamo a pigliare Carlotta, muoviti. Wow. Prima di andare a prendere Carlotta, fermi tutti che voglio parlarvi di loro. Ti piace così? Ed eccolo qui ragazzi, il cupolino di materia. È facilissimo da montare e possiamo sfruttare direttamente le viti originali della moto. Vieni qua che facciamo vedere come si monta. Questo è il cupolino e questo è il kit di montaggio. Ci vogliono veramente 2 secondi ragazzi, procediamo al montaggio.
Diciamo che ci vogliono 2 minuti se non avete tutte le viti incrostate. E chi poi va montato, ok. Quindi verrebbe... No. Hello, darkness, my old friend. Non ci credo, ho perso il fianchetto. Non ci credo. Ya, guarda, Rosetta bloccata. Ma guardate quanto è bella, cioè rispetto a quella adesso tutta un'altra faccia, ma è proprio più completa, cioè il faro adesso ha preso di nuovo vita. E dato che vi voglio bene, ho messo a disposizione per voi un codice sconto del 15% scrivendo pezzi15 sul loro sito web. Ragazzi, è un'azienda che vende a livello internazionale, quindi qualsiasi prezzo trovate sul sito c'è da applicare l'IVA del paese in cui vivete. Che dire, adesso non ci resta che tornare a prendere Carlotta. Salvatore, che investe il signore? Era sulle strisce in Cile. What the fuck, bro? Povera moto. Se il proprietario di questa moto, quando poi la venderò, vedrà questo video, non penso che avrò tanto margine di contrattazione. In effetti. Ma la smetti? È in giapponese. Non possiamo nemmeno stare qua. Dico una Ducati. Ma questo è vero. Dico un KTM. La polizia, io Oh no. La smetti? Perché ci dobbiamo far fermare? Bella moto, ma di quanto è riciclata? Quante volte, frate, quante volte? Ok. Mi fa paura per come la alza. Patapim e patapam e patapim e patapam. Ci arrestano comunque, sono sicuro che a breve ci arrestano. Sì? Ci arrestano, ci arrestano. Allora smetti! Tu non hai visto niente. Di qua ce la fai, vieni, vieni di qua. Vai, ti compri una macchina grande e non la sai guidare? Eh? Sì. Ma come ti permetti di poggiare il piede sulla mia moto? Aspetta, fagli dare un bacino, fagli dare un bacino. No, non guardare. Vediamo più tardi. Vai, a dopo, piccola. Here I come. Un bacio. Ce l'hai ancora dietro la gamba? O la perdi? Ma che state a fare? Che state a fare adesso, signore? Restano tutti scioccati da queste cam, ragazzi. È una Insta 360. Ciao Tore. Ciao Tore. Povera MT-07. Dentro. Usata poco, mai vista. Usata poco mai vista, prego, prego. Sulle strisce la prossima volta forse ha più facilità da attraversare.
Già sta sparando, Nis! Vai!